Il 2 febbraio 2013 crolla il ponte Verdura. Sono trascorsi 100 giorni da quella data scanditi da proteste, discussioni, ma soprattutto abnormi difficoltà di transito per quanti utilizzano quel tratto di strada quotidianamente. Lunedì mattina il ponte verrà riaperto. È stato un vero e proprio conto alla rovescia quello che ha interessato la riapertura di questo viadotto. L'intera mattinata di ieri è stata dedicata ai collaudi statici della nuova struttura, realizzata ad opera dell'ANAS. Adesso si attende soltanto la certificazione del collaudo tecnico, per cui si presume che lunedì il ponte possa essere riaperto nella sua interezza, perché l'ANAS ha già completato tutte le opere cosiddette collaterali, ovvero la segnaletica orizzontale e verticale a destra e sinistra della statale 115 e l'installazione del guardrail. Una ditta specializzata ha eseguito le prove di carotaggio sulla parte asfaltata ricostruita, mentre i tecnici hanno provveduto ad effettuare le misurazioni sotto il ponte, nella cui parte superiore sono invece state collaudate le barriere di protezione, che non sono il comune lamiera, ma bensì di cemento del tipo New Jersey, più resistenti e sicuri in caso di urti. Ma chiuso un cantiere, lunedì se ne riapre un altro, ovvero quello insistente nell'area militare di Idrasi a Punta Bianca da parte del Genio Militare. Dopo la visita ad Agrigento il 29 aprile scorso, il comandante della regione militare Sud, il generale di Corpo d'Armata Corrado Dalzini, ha disposto degli interventi per rimettere in sicurezza i 5 km di strada sterrata che consentono di raggiungere l'area del poligono. Si tratta, spiegano dalla regione militare Sud, di lavori provvisori che saranno realizzati da 15 uomini del quarto reggimento Genio, guastatori di Palermo. Nella considerazione del poco tempo a disposizione non sarà un intervento risolutivo, ma sicuramente renderà molto più agevole la percorrenza alle autovetture commerciali di quanto non lo sia allo stato attuale.